Benvenuti ragazzi in un nuovo video dell'esperto del calciomercato Batman napoletano. Questo video, notizia degli ultimi minuti, cioè quella di Patrick Vieira. Allora, Patrick Vieira è stato esonerato, è stato esonerato una decina di minuti fa, appunto come ho detto, notizia degli ultimi minuti, a Genoa. Tutti si aspettavano che si venisse esonerato dopo questa giornata di Serie A, perché diciamolo, oggi inizia la Serie A, quindi conveniva di più o lo esoneravi ieri oppure lo esoneravi appena finiva la 10ª giornata di Serie A. Conveniva di più farne o uno o due, cioè o prima ieri o appunto la settimana prossima. Perché vi spiego, trovare un allenatore in poco tempo, conoscere la squadra in pochissimo tempo è difficile, è difficilissimo. Cioè, tu non puoi fare un allenamento perché se non sbagli Genoa gioca domani, puoi fare solo la rifinitura, tu devi conoscere i giocatori, devi capire come giocano, devi fare almeno due allenamenti, uno o due allenamenti e non solo la rifinitura. E quindi perciò dico, o conveniva che lo facevi ieri, così facevi un allenamento, conoscevi la squadra, oggi facevi la rifinitura e a posto, oppure lo esoneri al termine della partita del Genoa domani e dici, vabbè, sei esonerato uno, Patrick Vieira, e prende l'altro allenatore, si tiene una setmana di timba per conoscere la squadra, per allenarla, per capire come giocano. Perciò è stata una scelta un po' inaspettata da parte del Genoa, molto inaspettata. Diciamo che si è andata a ricreare, come dire, quello che si è andata che Genoa stava facendo l'anno scorso, inizio anno scorso. Se vi ricordate, come vi ho già detto nei precedenti video, il Genoa inizia stagione 24-25 con, non mi ricordo il nome del vecchio allenatore, però ha detto, cioè fu esonerato perché non superava le aspettative, diciamo, perché era, diciamo, della zona retrocessione che stava come tuttora. Perché 2 anni fa, nella stagione 23-24, il Genoa si era riuscito a salvare tutto. Poi quest'anno, appunto, cioè l'anno scorso è stato esonerato perché non è stato preso Patrick Vieira. Ora non ricordo precisamente il nome dell'allenatore che verrà preso, però ci stanno vari allenatori che potranno essere presi, cioè ci sono molti allenatori sul mercato. Non so, per esempio, quello là più costoso, tra virgolette, sarebbe Palladino, quello là che chiede di più per una squadra di metà classifica, più o meno da 12°, 13°, 14° posto. Non so se verrà preso lui, non mi è arrivata ancora nessuna notizia. Oppure verrà preso un altro, ma no, non penso che verrà preso Palladino, verrà preso un altro, ma sicuramente verrà preso un altro. No? Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video con altri aggiornamenti o prossimi contenuti e iscrivetevi tutti al canale e in descrizione ci sarà il gruppo Telegram. Ciao!